Un invito arriva dall'onorevole Roberto Di Mauro, nella sua qualità di vicepresidente vicario dell'ARS, al governatore Musumeci, per una sana collaborazione con tutto il Parlamento, senza fuga in avanti, per essere in un momento emergenziale, garante e collaborativo con tutti i rappresentanti del popolo, a prescindere da maggioranza e opposizione. Per il vicepresidente dell'ARS, onorevole Di Mauro, la strada è stretta, il tempo delle polemiche e dalla bulimica ricerca di titoloni alle polemiche in questo momento storico, economico e sanitario per la pandemia in corso mette le istituzioni a uno stress test che non deve lasciare strascichi a divisioni di dubbi gusti. Si apra così una linea chiara tra il governo nazionale, la regione e i liberi consorzi, con uno spirito scevro da rapporti gerarchici e direttive che non producono effetti benefici per i cittadini siciliani. Di Mauro continua come sulla finanziaria regionale: c'è ancora molto da fare, soprattutto per i ristori, per le categorie ampiamente piegate dalla prima ondata del Covid tra marzo e maggio, le forme di provvidenze economiche per le piccole e medie imprese e per le categorie vulnerabili tardano ancora ad arrivare e non è più accettabile. Un'altra problematica sanitaria per Di Mauro è che va di pari passo con quella economica e sono i segnali della piazza, indicativi per ciò che necessitano interventi netti sul potenziamento della rete ospedaliera, dei servizi a partire del Covid Center e del potenziamento dei posti letto, della terapia intensiva e subintensiva. Vorremmo capire se i 538 posti letto già operativi, se siano pronti a tamponare la nuova ondata di contagi al Covid-19, con risposte nette, certe, prima che possa scattare la soglia di emergenza per eventuali ricoverati, numeri che purtroppo crescono vertiginosamente ogni giorno. È fondamentale, continua Di Mauro, seguire procedure rapide, come è stato realizzato per i reparti USCA, implementare nuovo personale medico con procedure di reclutamento, di figure sanitarie indispensabili a tamponare l'emergenza sanitaria, garantire i livelli essenziali di assistenza per i degenti al fine di sbloccare le procedure concorsuali, per impinguare a 360 gradi i nostri ospedali che necessitano di risorse umane, professionali, alla stessa stregua dell'ossigeno per respirare. Infine l'opportunità del Recovery Fund, i 20 miliardi a disposizione per i comuni, gli enti territoriali, dopo che in Sicilia negli ultimi 4 mesi 4 miliardi di euro e 76 mila posti di lavoro sono stati bruciati a causa del lockdown. Le provvidenze europee sono basilari per restringere la forchetta delle diseguaglianze territoriali e possono affermare con certezza, dice Di Mauro, che in Sicilia le sperequazioni sono anche provinciali, tanto che da Agrigento non posso che constatare i ritardi sulla viabilità, sui servizi essenziali, dalla rete idrica Colabrodo, dal dissesto idrogeologico, tutte opere che devono essere ancora completate. Questi fondi devono essere utilizzati bene, con celerità e seguendo le vere criticità dei territori. Per questo il governo Musumeci deve aprire un confronto non autoreferenziale, ma vero, con le comunità locali per sbloccare queste risorse finanziarie. Il 5 novembre è dietro l'angolo, un confronto su come operare con l'ANCI Sicilia e le parti sociali deve essere un viatico per addivenire alle soluzioni concrete. Di Mauro conclude come per questo la centralità del Parlamento è fondamentale nell'indirizzare le scelte del governo per far uscire dall'impasse una situazione che ha dei reverberi sociali, sanitari e economici che rischiano di scoppiare pesantemente.